L'assemblea annuale dei delegati di Confartigianato, mandamento di San Donà, si è tenuta venerdì 6 giugno scorso all'interno dell'Hotel Continental per fare il punto sullo stato dell'associazione e delle aziende associate. All'ordine del giorno le linee guida dell'organizzazione, gli strumenti da adottare o rinforzare e i comportamenti da tenere per aiutare le aziende ad affrontare questo lungo periodo di crisi, con le aziende in uno stato di sofferenza che purtroppo troppo spesso sfocia nella loro chiusura. Le linee guida del Confartigianato San Donà innanzitutto riguardano la rivisitazione di quello che è sostanzialmente il compito e i ruoli dei vari delegati comunali e di categoria, che sono la vera ossatura del nostro sistema e devono assolutamente diventare parte integrante e attiva, perché in questo momento ci sono delle sacche di inattività o inefficienza e vogliamo rimuoverle, vogliamo far sì che l'associazione diventi veramente un carro da guerra sotto tutti i punti di vista. Linee guida, quelle della Confartigianato Sandonatese, che oltre alla riorganizzazione finalizzata ad adeguare la propria capacità di tutela delle imprese artigiane all'eccezionale momento storico, si propone anche forme pratiche concrete di solidarietà, quali gruppi d'acquisto e il fondo per le aziende in crisi. L'obiettivo che si pone Confartigianato in questo momento particolarmente difficile è sicuramente quello di dare ascolto alle aziende, di capire fondamentalmente quelle che sono le esigenze che hanno le aziende in questo momento, di dare risposte che siano rapide, che siano risposte qualificate e sicuramente professionali. Dobbiamo in primis rispondere a quelle che sono le richieste, anticipare le esigenze e riuscire a capire eventualmente anche quelli che sono i nostri limiti. È molto gratificante conoscere i nostri pregi, ma conoscendo dei limiti si può migliorare a favore delle aziende. Assemblea che ha visto anche messo sotto accusa il ruolo del credito, in termini molto precisi e documentati. Abbiamo intrapreso un'azione a livello Corte dei diritti dell'uomo perché riteniamo che vedere alcune banche che ci hanno sostanzialmente usurato e chiamate a fare la mediazione non si presentano, riteniamo sia una quasi istigazione al suicidio. Ci siamo rivolti alla Corte europea e alla Corte dei diritti dell'uomo con un nostro legale e andremo fino in fondo. La cosa che mi ha particolarmente gratificato è che tutto il programma in tutto il suo insieme è stato sostanzialmente approvato all'unanimità da tutti i delegati, quindi questo mi dà particolarmente sprint nel proseguire in queste azioni.